Benvenuti a questa puntata di Veneto Economia. Oggi abbiamo nostro ospite il professor Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, meglio conosciuta come Cariparo. Presidente, la vostra missione è quella di promuovere la crescita sociale ed economica di una comunità di oltre 1 milione di persone, che sono distribuite in 151 comuni e 4.000 chilometri quadrati di territorio. Ecco, come si riesce a dare risposta alle esigenze così diverse di tanti enti ed associazioni che chiedono di avere aiuto economico dalla vostra fondazione? Beh, noi abbiamo un patrimonio solido alle nostre spalle e riusciamo a fare, credo, tante cose, però non tutte. Quindi, anche se il patrimonio è elevato, ci muoviamo pur sempre in una logica di risorse scarse, perché la domanda è superiore all'offerta, il che ci obbliga ad essere molto scrupolosi nella selezione delle domande a cui diamo risposta. Speriamo di essere riusciti a farlo, insomma. Comunque il nostro mantra di fare il bene e farlo bene, quindi efficacia ed efficienza insieme. Anche perché va specificato che la fondazione non ha scopo di lucro, quindi quello che voi investite lo investite appunto per questi motivi, il bene comune. Certamente, noi siamo l'anima erogativa delle vecchie banche pubbliche, le casse di risparmio, che nel 1990 sono state appunto divise nelle due componenti, la banca palabanca, e come sappiamo sono stati in gran parte assorbite da entità bancarie superiori, mentre invece la parte erogativa viene affidata al nuovo ente creato con la legge Amato del 1990, che è la Fondazione di origine bancaria, la quale è appunto un ente non profit, non può distribuire dividendi, quindi tutto quello che riesce a ottenere attraverso la gestione del patrimonio finanziario ereditato dalla Cassa di Risparmio va messo a disposizione della comunità attraverso varie linee operative su cui potremo poi sentirci. Ecco, proprio su questo volevo intervenire. Il terzo settore oggi si è molto professionalizzato anche per tutta una serie di leggi che si sono succedute nel tempo. Non si rischia però così di tagliare fuori tante piccole realtà che magari non riescono a accedere per la complessità di determinati bandi che le fondazioni bancarie impiegano per poi rilasciare i loro contributi? Sì, noi cerchiamo di essere per quanto possibile pronti a rispondere a tutte le domande di ogni tipo e quindi facciamo grandi investimenti, ma facciamo anche quello che si chiama volgarmente la distribuzione a pioggia, che può essere deleteria ma può essere invece benefica, e noi riteniamo di essere in grado di dare un aiuto effettivamente a tante forme di volontariato diffuse che richiedono poche risorse, ma sono risorse essenziali per portare a compimento. Basterà a questo riguardo ricordare che nel registro unico nazionale che è stato istituito da pochi anni, il RUNTS cosiddetto, sono iscritte circa 140.000 entità, mentre l'Istat ha censito come mondo del non profit 360.000. Quindi il grosso è rimasto fuori ed è formato appunto da piccole associazioni che non se la sentono di affrontare la burocrazia del registro nazionale, ma che sono operative, sono vitali, sono essenziali per il benessere della comunità, e quindi anche a questi noi diamo risposta sia direttamente sia attraverso il finanziamento che diamo ai centri di servizio per il volontariato, che diventano un po' le nostre longamanus, diventano la longamanus per appunto questa erogazione diffusa sul territorio. Lei il prossimo anno chiude il secondo mandato. Complessivamente si tratta di 8 anni di presidenza, 8 anni in cui ha visto mutare moltissime cose a livello nazionale, ma anche a livello veneto, che non è più la locomotiva d'Italia. Ecco, voi avete notato questo cambiamento anche nelle richieste che pervengono alla vostra fondazione? Beh, io ho una visione però meno pessimistica. Il Veneto è sempre stato soggetto a cambiamenti, li ha sempre affrontati con successo e credo che sia ancora oggi da annoverare tra i territori forti. Però lei ha ragione a dire che la realtà muta continuamente, ne vediamo i riflessi. Allora io ricordo che in questi 8 anni, 7 anni e qualcosa, del mio mandato, abbiamo avuto il Covid, e quello è stato veramente un dramma per tutti, che ci ha obbligato a cambiare completamente i nostri programmi per dare priorità ovviamente all'emergenza. Per il resto, secondo noi, viviamo in una società aperta, una società dinamica. Il Veneto continua ad essere un punto di forza del paese. Teniamo presente che la Fondazione non ha come interlocutori preferiti le imprese, i nostri interlocutori sono le istituzioni e il terzo settore, però ci diamo da fare attraverso magari joint venture con la Camera di Commercio, per dare una mano anche
settore produttivo, in particolare in quel segmento che ci appartiene delle imprese sociali, che fanno parte del terzo settore, ma hanno già una dimensione organizzativa complessa e quindi richiedono anche un approccio veramente economico alla gestione delle risorse. Molto bene. Ringraziamo il professor Gilberto Muraro, Grazie a voi. grazie per l'ascolto e ritorniamo tra qualche minuto con il Veneto in diretta.